dall'antica posta di Piazza Barca. Rudere o opportunità per Mestre. Allora, buongiorno a tutti, grazie agli intervenuti e agli organi di stampa. Io sono Arianna Secco, faccio parte dell'associazione Mestre Mia e introduco quindi questa conferenza stampa in quanto abbiamo iniziato una mobilitazione corale, la chiamiamo noi, che raggruppa una serie di associazioni mestrine veneziane e che si occupano di storia e di cultura locale, oltre a personalità e studiosi, ad esempio Sergio Barizza che è qui oggi con noi. E noi siamo quindi un gruppo di associazioni sensibili alla cultura e alla storia di Mestre, perché riteniamo che Mestre ha subito numerosi ferite, sono ferite molto, molto gravi dal nostro punto di vista e intendiamo quindi porci come supporto qualificato e competente per condividere delle idee con coloro che si interessano di cultura e di storia di Mestre. Quindi la nostra considerazione e la nostra importanza è rivolta a valorizzare quello che rimane della storia di Mestre e quindi chiediamo una maggiore considerazione per la tutela e la sua storia. Sì. E tra gli aderenti a questa iniziativa, fin da subito, abbiamo numerose associazioni mestrine che sono appunto l'associazione Mestre Mia, poi abbiamo l'associazione Amico Albero e abbiamo anche il comitato ex Umberto I, Bene Comune, il Centro Studi Storici Mestre e il gruppo 25 Aprile di Venezia, il Presidio Permanente di Mestre e Terraferma, nonché il Comitato Forte Gazzera e l'Istituto Nazionale dei Castelli d'Italia. Stiamo tra l'altro contattando altre associazioni che ci hanno già dato formalmente, ufficiosamente, la loro adesione, ma attendiamo il mese di gennaio poiché, come sapete, le associazioni hanno un direttivo, un presidente, quindi si devono riunire e concordare l'azione. E io direi di passare subito la parola a Sergio Barizza, storico, famosissimo. Prego, Sergio. Sì, mi ritrovo ancora a parlare purtroppo di schegge della memoria che poi non sono schegge perché messe assieme fanno la storia della città. Sto pensando che quando ho cominciato a interessarmi proprio della storia della memoria di Mestre mi sono imbattuto numerosissime volte in casi come questi. Prima ne parlavamo, la demolizione della torre di Belfredo che era qua a 2 passi, la storia del Parco Ponci che credo che non abbia bisogno di altre spiegazioni, e dopo anche la demolizione di numerose ville. Voi se provate a pensare com'era Viale Garibaldi, no? Una strada che è stata costruita ex novo praticamente alla fine degli anni 70 dell'Ottocento, inaugurata nell'82 quando Garibaldi moriva, per cui gliel'hanno intitolata subito anche oltretutto, e che dopo nell'arco di 20 anni era diventato letteralmente, come l'aveva pensato Napoleone Ticozzi, un boulevard letteralmente nel vero senso del termine, con una serie di villette liberty incredibili. Guardate cosa è capitato tra gli anni 50 e 60, no? Di quelle villette ne sono state rimaste 3, credo, 2, 3, 4, non credo che... non credo molto di più, insomma, no? Ecco, mi sono ritrovato dentro a tutto questo, non so come dire, a questo vortice, e adesso mi ritrovo dentro ancora qua. Però qua è una cosa, direi, ancora più significativa di tutte quelle che io vi ho detto, perché quella che noi chiamiamo Piazza Barche è stata per 500 anni il fulcro della storia di Mestre e il fulcro della storia del legame tra Mestre e Venezia, che era il legame sull'acqua, perché era lì che si svolgeva tutto. Tutta Venezia era un'isola, non c'erano i ponti, per andare a Venezia bisognava andare via barca, magari ci tornassimo, bisognava andare solo via barca, e questo era il punto centrale. Poi c'era Fusina, Campalto, c'erano altre zone un po' più decentrate. E pensate che una fetta importantissima dei cittadini di Mestre era coinvolta direttamente in questa vita, perché i barcaioli, che risiedevano soprattutto nella zona attuale di Altobello, ma anche un po' più là, lì c'era soprattutto un grosso nervo di questi barcaioli,
vivevano proprio di questo trasporto, e dopo i facchini, e dopo i vetturali, perché il luogo i gondolieri, che dopo durante l'Ottocento si sono messi a gareggiare con i veneziani durante le regate, per esempio, cioè è tutta una storia intrecciata tra Mestre e Venezia di questi rapporti. E lì avveniva proprio un momento, come possiamo dire, di incontro tra quella che noi chiamiamo terraferma, che delle volte non ci piace molto, no? Chiamarla terraferma, comunque no, terraferma per capirsi, e Venezia, no? E questo luogo che noi vogliamo oggi che venga salvato, che venga recuperato attraverso un restauro conservativo, era il luogo fondamentale di questo incontro, perché era il luogo, quando uno arrivava con la barca o quando uno arrivava con la carrozza, era il luogo che diventava il punto centrale, che poi durante l'Ottocento è diventato anche il punto centrale. Mi ricordo di aver trovato in archivio dei dispacci: sta arrivando il corriere da Vienna, eccetera, no? Preparategli la barca perché lui arrivava, no, con i dispacci, eccetera. Per cui questo luogo ha una storia immensa. E finisco dicendovi questo: provate a pensare voi cosa significherebbe appunto recuperare quel luogo, metterlo insieme in unità con quelle case analoghe che ci sono dall'altra parte della piazza, rispostare la colonna al punto dove era inizialmente, perché la colonna non l'hanno messa a caso lì nel 1886, perché era praticamente in centro rispetto all'arrivo del canale, e se uno si girava aveva proprio come un cannocchiale, gli dava la prospettiva verso via Poerio, e per cui era un fatto, come dire, di creare quasi un centro della città. Guardate che quando hanno deciso di mettere la colonna, in un primo momento, io ho scritto sul mio libro, avevo pensato di metterla in piazza, l'attuale piazza Ferretto, che si chiamava Piazza Maggiore. Poi hanno deciso di metterla in piazza Barche, perché? Dicendo piazza Ferretto è troppo stretta, ma è piazza Barche dove c'è la gente che arriva, e la gente deve vedere questo posto e capire che qui ci sono stati i mestrini con gli altri volontari che hanno lottato per l'indipendenza dell'Italia. Per me è una cosa, voi pensate perciò che quel luogo potrebbe divenire lo stimolo, no, per conoscere la storia rispetto al passato, a quei 500 anni in cui le barche andavano e venivano da Mestre a Venezia, e rispetto anche un po' alla storia presente, perché significa cosa è capitato dopo l'unità d'Italia, cosa c'è stato, eccetera, no? Arrivando, se volete, fino alla Resistenza, fino più avanti, perché c'è stato anche un fatto della Resistenza. Sì, proprio nel punto, nel punto in cui è stata posizionata la colonna c'erano due cannoni che erano la testata degli austriaci, diretta verso Forte Marghera, quando ancora Forte Marghera era presidiato dagli italiani in quel caso là, e quindi con la sortita questo è stato il luogo di conquista di quei due cannoni che poi sono stati portati in piazza San Marco, come cimelio per cui ci sono una caterva di legami, no? E allora noi non possiamo perdere queste cose qua, non possiamo perdere, perché dopo sta fiaba che gira che Mestre è una città senza storia, che i mestrini non esistono, che no, che qua non esiste nulla, ma per forza se tu gli tagli l'erba sotto i piedi, gli tiri via tutto, cosa vuoi che resti in piedi? Cioè la storia ha bisogno di trovare dei segni della storia, in questo senso si inserisce anche il discorso dell'ospedale, no? Che abbiamo fatto tante volte del recupero dei padiglioni. E questo è l'appello, ecco, no? Per cui non siamo assolutamente, adesso lo dirà meglio il mio amico qui, Fabio Villacqua, noi non siamo assolutamente contro il Brugnaro, assolutamente, noi vogliamo e chiediamo rispettosamente che venga salvaguardato quel punto che è una testimonianza storica, che è un punto centrale per la memoria dei mestrini e di quanti vengono a Mestre. Finisco subito dicendo: poi provate a pensare se venisse valorizzato quell'aspetto di Piazza Barche assieme a Via Poerio, assieme a Piazza Ferretto e magari assieme al Castelnuovo, si potrebbe rivitalizzare un centro molto più ampio con tutta una serie di tracce della memoria della storia passata. Bene, lasciamo la parola a Fabio Bevilacqua. Allora, come lui ha già anticipato, è necessario fare una doverosissima premessa. Prima di tutto che il nostro è un appello che non contrasta con le legittime aspirazioni di valorizzazione della proprietà privata, si ferma esclusivamente all'antica posta, al salvataggio dell'antica posta. Nei confronti di possibili nuove costruzioni, eccetera, noi semplicemente non entriamo nel merito, perché non è l'oggetto di quello che stiamo facendo. Stiamo parlando di salvare un edificio storico,
un edificio storico testimoniale. Precisiamo inoltre che assolutamente, nel modo più assoluto, la nostra azione non è di contrasto con l'amministrazione comunale, anzi verso la quale noi diamo un assist di tipo collaborativo, come diceva l'amico Sergio, perché questo può rientrare in un'ottica di valorizzazione del centro e maggiormente del centro storico, di cui questo luogo è propagine e che per 500 anni è stato un vero centro, il vero centro di Mestre. Detto questo, parliamo dell'edificio. Bisogna innanzitutto puntualizzare una cosa: non stiamo parlando di un rudere, perché abbiamo di fronte un edificio integro che ha l'unica ferita causata dalla bomba del 1944 del battaglione Felisati, che è quella parte che noi vediamo crollata sulla sinistra verso Coin, esatto, e per la quale poi non è stato operato neanche nessun restauro, quindi non ci sono modifiche rispetto al fabbricato come ci è arrivato nel Novecento, è stato semplicemente fatta una piccola copertura e quindi noi abbiamo esattamente l'edificio completamente uguale, identico nella consistenza che c'era quando c'era il garage reale. Abbiamo un edificio solido e perfettamente completo. Quindi non stiamo parlando di ruderi, di lacerti per i quali è necessario una ricostruzione come era dov'era, stiamo parlando di un edificio che può essere oggetto di un restauro conservativo, dove per restauro conservativo si intende prendere l'edificio, conservarlo, con le successive indagini, con le preliminari indagini che si possono fare sull'edificio, ripristinare, individuare quelle parti originali ed eventualmente ripristinare quelle parti che sono mancate. Allora, da questo punto di vista, uno studio preliminare è già stato condotto in passato, nel quale sono stati evidenziati degli elementi architettonici riconducibili proprio all'edificio originario, che chiaramente però ai primi del Novecento è stato ammodernato e convertito all'uso di garage con quegli architravi dritti che noi insomma abbiamo avuto modo di vedere negli anni precedenti all'abbandono. Tuttavia è possibile ipotizzare che con un'indagine approfondita possano esserci tracce delle arcate originali seicentesche, in parte chiaramente perché sicuramente non ci sono le colonne, ma potrebbero esserci gli archi. Ecco che un'operazione di restauro, la quale può comprendere anche parte del ripristino dell'edificio originale, potrebbe restituire alla città un vero gioiello. Questo dal punto di vista dell'edificio. Allora, perché restaurare questo edificio? Perché recuperarlo? Perché facciamo questo appello? Perché la nostra azione è la forma di appello, non è un'azione forzata. L'appello è quello di ridare alla città qualcosa che risiede nelle proprie radici, nella propria storia. E io dico che risiede nell'anima stessa della città, nell'anima della città come comunità. Ridare, restaurare questo edificio vuol dire recuperare l'anima di Mestre, quella che per secoli è stata l'anima pulsante, la vita della città, dopo che dal Medioevo, dal castello, si è usciti prima nel borgo e poi in questa propagine, in questa proiezione, in questa interazione con Venezia, con la laguna. Ridare questo edificio, restituire questo edificio alla città, invece che demolirlo, vuol dire conservarne l'anima. Dico un'ultima cosa: molti dicono sì, vabbè, ma quell'edificio è preso male, e in realtà effettivamente è trasandato, è stato trattato male, è l'ombra di se stesso rispetto al passato. Però mi sorge spontanea una considerazione: se noi avessimo ancora
Torre Belfredo, malandata. Se noi avessimo ancora la Torre del Dazio, malandata, trasandata, messa nelle condizioni in cui è questo edificio ancora presente. Se noi avessimo il Parco Ponci, abbandonato da 30 anni, potremmo ancora recuperarlo, potremmo ancora restituire alla città qualcosa che è nelle proprie radici e nella sua anima. Allora non perdiamo questa occasione, restituiamo alla città un pezzo della sua storia, un pezzo della sua anima, nell'ottica di proiettarci nel futuro con la valorizzazione del centro e la valorizzazione del centro storico, che può tra l'altro diventare volano anche per il turismo, visto che siamo presi in questo meccanismo. Bravo. Luca. Buongiorno a tutti. Allora io mi ricollego alle ultime parole che ha detto Fabio, e cioè il valore di questa battaglia che noi definiamo di civiltà anche in visione prospettica per la città. L'importanza infatti del recupero dell'antica posta dal nostro punto di vista va visto addirittura oltre il valore strettamente storico-testimoniale dell'edificio, perché è un elemento, un tassello fondamentale di quella che sarà la valorizzazione e il recupero della futura piazza Barche, la quale potrà diventare non solo un punto di aggregazione ma anche un punto di accesso a quello che qualcuno ha detto giustamente, il centro ampio, e cioè quello di piazza Barche, via Poerio, piazza Ferretto e speriamo anche prima o dopo la piazza Sicilia o piazzale Donato di Sangue e l'ospedale. E infatti la posta restaurata dal nostro punto di vista anche in relazione alla piazza Barche dovrebbe costituire le quinte del lato sud, del lato nord, scusatemi, simmetriche rispetto a quelle presenti nel lato sud. Se voi guardate queste immagini qui, voi vedete che il porticato che prima c'era nelle antiche poste sono sostanzialmente simmetrici anche dal punto di vista dell'angolo della messa in asse con il portico che sta nel lato di là, cioè nel lato sud. Noi abbiamo sostanzialmente queste quinte che diverrebbero monche nel momento in cui venisse eliminato questa testimonianza storica. Quindi ricostituire le quinte, ricostruendo anche l'area che è stata per 500-600 anni, da un lato il porto di Mestre, come correttamente ha già detto qualcuno, e dall'altro il punto di arrivo da e per Venezia. E questo è molto importante. In effetti, se noi valutiamo questo, cioè il fatto che noi veniamo a costituire un ambiente qualificato anche storicamente, non solo storicamente per la città, abbiamo che la darsena, il collegamento acqueo e l'antica posta sono due elementi che sono inscindibili anche storicamente, cioè l'uno insieme all'altro difficilmente possono essere spiegati, e lo ha detto anche chi mi ha preceduto, le motivazioni. Ed è per questo che il restauro dell'antica posta si collega a pieno titolo con la proposta che è girata ed è stata fatta anche all'amministrazione del collegamento acqueo tra Mestre e Venezia, cioè tra la piazza Barche e Venezia, che di per sé non è semplicemente un elemento estetico, ma è un elemento che in sé ha delle potenzialità di sviluppo non solo per tutta l'asta che va da piazza Barche fino a San Giuliano, ma per la città intera, per le ricadute che ha. Adesso è inutile che vi stia qui a tediare, tra virgolette, parlandovi di quello che potrebbe essere riportare nel baricentro del centro tutta l'asta di via Forte Marghera, che adesso è una strada di scorrimento, tutte le attività che potrebbero essere inserite, tutti i collegamenti tra Mestre e Venezia e ciò che implica anche per la proiezione turistica di Mestre e le ricadute anche in termini economiche per il territorio. E quindi il collegamento acqueo e il restauro dell'antica posta sono due elementi che si legano fondamentalmente, ed è importante, ripeto, questo in una visione strategica di sviluppo della città, non solo per riqualificare la piazza e recuperare storicamente l'aspetto storico, ma anche per dare in prospettiva uno sviluppo all'intera città. Questo è importante. Bene. Volete chiedere qualcosa? Sì. Marco, intervieni, posso fare una domanda? Sì, lo trovo.
E riprendendo il passaggio che credo abbia detto Bevilacqua sull'importanza di sottolineare che non è una presa di posizione contro il comune questa. Assolutamente. Quindi mi pare di leggere tra le righe che voi chiediate al comune che nel momento in cui si vada a sottoscrivere un accordo di programma col privato per la riqualificazione che viene dato per imminente, si metta a carico del privato il progetto e le risorse per restaurare la posta antica. No, questo noi non l'abbiamo detto perché ovviamente necessariamente questo deve essere oggetto di accordi successivi, di progettazioni successive. Quello che noi chiediamo è di non demolire la posta. Poi il suo recupero che noi auspichiamo e che suggeriamo ovviamente deve essere oggetto di trattative diverse da allora, queste. Grazie della precisazione, ma non è che allora il rischio è che questa struttura che voi non volete chiamare rudere, ma che insomma vista da fuori appare come tale, resti abbandonata per altri 20-30 anni, cioè, perché bisogna essere poi concreti, se si chiede un restauro ci vogliono le risorse, certo, assolutamente. Se no l'avrebbero già fatta, questo è un recuperata. Allora, non credo. Posso provare a intervenire io? Perché se no ho parlato prima. C'è Luca Rizzi, ci sono io, su sponde politiche probabilmente molto distanti, no? Perché credo Luca abbia una storia. Anche se io mi sono, diciamo, ma una storia parte, diversa, ma una storia diversa. io non ho mai voluto essere partita, come sapete, ma comunque abbiamo un'area culturale di riferimento che sicuramente siamo insieme a difendere quell'edificio, perché francamente io credo che se andate a guardare a Milano l'area dei Navigli, Bruxelles, Place Sainte-Catherine, dove ci sono tutti i migliori ristoranti di Bruxelles, con un turismo di qualità, la domanda che Mestre deve porsi è se vuole essere semplicemente dormitorio per i turisti che dormono qua e vanno a Venezia, oppure se abbia invece, grazie proprio a questo luogo simbolico, la capacità di trattenere a Mestre quel 30% di presenza turistica che a livello comunale ormai presenza vuol dire gente che dorme in albergo o nei bed and breakfast o negli Airbnb. Ormai Mestre ha una fetta grossa del turismo stanziale che dorme in passaggio, che potrebbe intercettare, far crescere la città con una serie di attività che, se guardiamo alla storia delle grandi città europee che hanno saputo invece valorizzare il rapporto con l'acqua, pensiamo ai Navigli a Milano, pensiamo a Bruxelles dove tutto il pesce che arrivava dentro la Place Sainte-Catherine, hanno ripristinato con un restauro appunto conservativo gli edifici storici, non li hanno demoliti, con il risultato che hanno creato ricchezza. Allora, un restauro di questo edificio è un investimento. Io adesso in maniera un po' provocatoria vorrei chiedere quei 10 milioni di euro del patto per Venezia che abbiamo visto adesso come verranno spesi per il Boulevard Colorato, per iniziative di informazione generica, 10 milioni di euro. Se non vengono spesi per Venezia, perché non sono per Venezia, quei soldi che l'assessore Paola Mar ha indicato per non perdere in sostanza con delle iniziative francamente molto generiche, potrebbero a quel punto essere dirottati qui, non so. Il problema delle risorse a Venezia, onestamente, sappiamo che la legge speciale ha ricominciato a erogare finanziamenti che vanno su tutto il territorio comunale, addirittura su tutta la gronda lagunare, quindi i soldi della legge speciale che ricominciano a scorrere non vanno solo a Venezia. Lo hanno chiarito sia il senatore Ferrazzi, autore dell'emendamento che ha portato quei 60 milioni, sia anche gli altri onorevoli deputati di tutte le parti politiche della Lega che deve addirittura $1 miliardo. Cioè, se ricomincia a scorrere il flusso, la legge speciale non è solo per affiancare. Quale luogo simbolico? Più di Piazza Barche, che era veramente il cordone ombelicale che legava Venezia a Mestre. E questo spiega anche la mia presenza qui. Perché noi siamo qui? E se c'è un luogo che lega Venezia a Mestre, è proprio Piazza Barche. E recidere questo, anche la memoria storica, voglio dire. Abbiamo voluto il comune unico, siamo in un comune unico. A questo punto difendiamo, pensate il paradosso, no? Noi siamo qui a difendere quello che rappresenta forse l'unità fra Venezia e Mestre, è Piazza Barca, non ce ne sono per eccellenza. Per eccellenza. Non c'è nessun luogo che più di quello sancisca il legame tra le due città. Fosse anche solo fisico, ma... Quindi il restauro va fatto, sia ben chiaro, non si tratta di lasciare il rudere, tra virgolette, come poi non è che perché mancano le risorse, magari il Colosseo non si ecco,
Ci posso mettere un po' di carico facendomi un po' di... Però io non sono Allora, voi- soddisfatto della risposta. Ok, Voi avete La chiarito... risposta è semplice, è chiaro che noi auspichiamo il restauro, cioè noi Cioè si Sì. faccia pure la torre, però ci sia anche il restauro. il restauro, però non stiamo dicendo chi Domani, deve fare il restauro, o domani. questo deve essere oggetto Ovvio di una che- discussione successiva, di un Complessiva. approfondimento successivo. Faremo Avete crowdfunding. valutato di chiedere all'interno del vostro appello, uno, se il beneficio pubblico che viene prodotto dal Bussolone può essere utilizzato per il restauro ad esempio. dell'antica posta, che potrebbe diventare Si potrebbe fare anche un luogo di aggregazione per la città. Allora, un attimo domanda. Secondo, se c'è questa città su Piazza Barche ha fallito, cioè nel senso che fu il progetto, concorso di idee, no? Per fortuna dico io. Completamente per carità. naufragato, ci tentò il buon architetto Vecchiato da assessore con una proposta che C'era quasi c'era quasi riuscito, e il mercato non si è più spostato, è rimasto dove era con la struttura nuova e quant'altro, rivelando la miseria delle rive del Marzenego abbandonate lì vicino, va detto. In compenso hanno fatto passare il tram sul sedime del canale. Esattamente, abbiamo problemi. Tant'è che nella proposta che il gruppo di lavoro aveva fatto c'era l'ipotesi A e B, cioè il testata del canale in prima battuta testata all'altezza di Corso del Popolo, con predisposizione futura di prolungarla, o se no, ma non credo che Però domani... vi ricordo che c'è anche una promessa non realizzata, non concretizzata in questa amministrazione da Brugnaro, perché Brugnaro in una delle sue tante come posso dire, esternazioni, ok, e disse mi piacerebbe fare di via Forte Marghera un boulevard con, Magari. E questo si sposa perfettamente. Traffico ridotto, pista ciclabile e marciapiede che collega Forte Marghera a Piazza Barche. Cioè, se non capiamo E lì si scatenò che con questo intervento il collegamento acqua si quindi cambia la voi storia di dovreste metterci Mestre. il carico da guarda Lascia parlare. sopra a questo appello. La mia domanda è: voi dovreste far vincolare il beneficio pubblico che viene prodotto dall'edificio o una parte del beneficio pubblico ad un recupero dell'antica posta. Beh, può essere sicuramente suggerito. Possiamo suggerirlo, Suggerito però sicuramente. non possiamo entrare nelle dinamiche. Ma non entriamo nel merito. Cioè, Comunque, un esempio storico, voi sapete che Piazza Ferretto è stata rifatta con i soldi della legge speciale. Beh, allora, da veneziano dovrei dire che è uno scandalo. No, non dico che è uno scandalo. Non lo dico, però se è stato fatto, non lo dice. ecco, no. Onestamente, Piazza Barche invece, il legame con Venezia ce l'ha. Ho trovato a pensare a una cartellonistica che spiega al turista cos'era Piazza Barche, non lo sa nessuno. Voi immaginatevi quale ritorno potrebbe avere in termini anche di turista che resta a Mestre. E gli avvenimenti che potresti creare. E gli avvenimenti per creare Cioè, è una roba pazzesca. Io conosco il sì. progetto di Luperna che è riportare le barche col Canal Salso, perché Piazza Barche si chiama così. E anche un business, ed è un progetto che io sosterrei a spada tratta. Cambi la storia di Mestre. Cambia la storia di Mestre, E anche di Venezia. Assolutamente. 48 minuti, fondamenti nuove. E se andiamo a vedere quello che hanno fatto a Milano con i navigli, la vita che c'è intorno ai navigli, non capisco, perché invece a Mestre cerchiamo di occultare e nascondere il legame storico che c'era con Venezia, che era dato dall'acqua e non dal tram. Ci aspettiamo una visione veramente del futuro importante, perché in realtà non possiamo ragionare ancora come si ragionava negli anni 60-70, costruiamo e basta. Cioè, ci sono delle potenzialità che vanno, delle pepite che vanno tirate fuori dalla terra. Investire per il futuro dei nostri figli, non si può pensare di dire ok, capitalizza adesso un intervento senza guardare quello che potrei avere tra 10 anni, 15 anni. È importantissimo questo, cioè, dalla politica, qualsiasi essa sia, di qualsiasi colore sia, ci aspettiamo questo. Troppe volte Mestre ha ragionato con lo spazio di un attimo e non ha guardato al futuro. Cioè bisogna impegnare, sacrificare, come nella vita, senza sacrificio non si ottiene niente, bisogna sacrificare per ottenere qualcosa che resti nella storia. Cioè stiamo cambiando la storia di Mestre e anche di Venezia. Vorrei dire qualcosa io perché mi sono prima alzata, scusate, ma mi hanno chiamato. Una cosa, vero? Credo, o no?
Sì, cosa scusa? Parlerei anche della Sì, scelta, sì, sì. un po'. Volevo anche dire una cosa, io se possibile. Sì, dimmi. No, niente, che il Comitato Ex Umberto I diciamo, è molto a favore di questa iniziativa, soprattutto per quanto riguarda l'immediato, cioè non andiamo a demolire, che è la cosa, l'emergenza, diciamo, no? Poi però per quanto riguarda l'idea di una riqualificazione urbanistica del centro, lo abbiamo detto anche noi nel nostro convegno Mestre ha un cuore, che il centro deve essere pensato nella sua storia, nel suo complesso, non si possono pensare di fare opere di riqualificazione modello arlecchino inseguendo l'interesse privato del momento, che può andare ad avere un suo progetto senza però avere una visione di insieme di quella che è la vita della città. Cioè questo vuol dire fare urbanistica e questo vuol dire dare il diritto alla città di Mestre di avere una sua storia che è indipendentemente dalle finalità turistiche, perché Mestre ha diritto a una sua storia, ha avuto dei risarcimenti alle gravi ferite, ma questi risarcimenti non devono essere conclusi e soprattutto non si deve tornare indietro, perché se noi cancelliamo quelle che sono i momenti di memoria della vita della nostra città, la fondazione dell'ospedale per esempio, la vita di Piazza Barche che ha costruito per mezzo millennio la storia economica e culturale, e non è un caso che Mestre abbia partecipato attivamente al Risorgimento e ci sia stata la sortita da Forte Marghera, perché si era creato a Mestre tutto un insieme di ceto sociale borghese, diciamo così, che aveva cominciato ad avere una cultura forte di identità nazionale, e questo grazie anche a un centro culturale importante che era Mestre. Mestre non è l'appendice di Venezia e ha dei contatti importanti, storici, come giustamente diceva Marco, ma non è l'appendice di Venezia, ha una sua storia e questa storia va tutelata. Grazie Monica. Ecco, io volevo anche aggiornarvi con le nostre iniziative e quanto abbiamo già fatto. Allora, prima di tutto una cosa importantissima che ci tengo, ecco, a fare presente a tutti quanti è l'invio di una comunicazione tramite PEC al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nonché al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali Dario Franceschini. In questa comunicazione noi praticamente premettiamo quanto è successo brevemente nell'arco degli ultimi anni riguardo questo bene, e partendo anche dal presupposto appunto che c'è stata insomma una negligenza, comunque un'inerzia da parte dell'attuale proprietario, e considerata la necessità appunto di salvaguardare il bene e di porre in essere un restauro conservativo, cosa chiediamo? Chiediamo appunto la possibilità di interloquire con l'amministrazione, con le associazioni cittadine, in modo da preservare sicuramente il bene e restaurarlo. E chiediamo quindi con forza questa cosa perché è assolutamente necessario, tenendo presente che l'edificio Antica Posta si trova proprio di fronte alla colonna della Sortita. La colonna della Sortita è un monumento importantissimo per quanto riguarda il Risorgimento. Tra l'altro lo stesso Presidente della Repubblica una decina d'anni fa ha fatto appunto una comunicazione ufficiale nei confronti della città di Mestre e dei suoi rappresentanti, chiedendo il ripristino della colonna della Sortita nella posizione in cui era, e questo è potuto avvenire una volta terminati i lavori del tram. Ricordo infatti che nel 2015 si era costituito appositamente un comitato sempre costituito di associazioni, di cittadini interessati alla storia di Mestre, al recupero, ecco, di quanto è rimasto, e la colonna della Sortita è potuta appunto ritornare nella sua posizione, anche se magari mi dirà Sergio Barizza non proprio nella posizione, si può spostare sempre, ecco, si è un po' spostata rispetto alla posizione originaria. Comunque l'importanza, ecco, del bene è stata riconosciuta e quindi è potuta ritornare nella sua collocazione, diciamo, originale.
E tra l'altro ci tengo anche a ricordare che l'antica posta, perché si chiama antica posta? Perché risulta appunto che sia una delle 2 poste autorizzate dalla Serenissima, quindi anche questo è molto importante. E quindi ribadiamo, come ha già spiegato, ecco, in maniera approfondita Fabio Bevilacqua, che la nostra intenzione non è quella assolutamente di contrastare l'iniziativa del proprietario. E noi ci teniamo a collaborare e quindi mettiamo a frutto, ecco, le nostre conoscenze, le nostre... La proponiamo, esatto, come suggerimento all'amministrazione, esatto, in realtà, non come contrasto, ma esatto, proprio come una forma di collaborazione, come un'idea proposta all'amministrazione affinché possano essere realizzate le cose che sono state dette fino adesso. Certo. Perché una volta demolito non si torna più indietro. Certo. Esatto, questa è la cosa più importante. Quindi, evitare l'errore che poi è irreversibile. Quello, no, ma no, assolutamente, cioè, le formule ci potrebbero essere volendo. Ma non c'è nessun vincolo su quelle. Voglio dire, una volta... Attualmente non c'è un vincolo, perché la procedura di richiesta del vincolo era arrivata ad un punto quasi definitivo e la si è interrotta. Soprintendenza su richiesta di vincolare il fabbricato si è espressa dal solo punto di vista architettonico, mentre invece il codice dei beni culturali espressamente comprende le fattispecie di quegli edifici che abbiano avuto un ruolo storico testimoniale, come questo edificio. La visione d'assieme anche dell'area, quindi, così come hanno fatto per dove c'è la noi, filanda, la famosa fontana, lì c'era un parere del Ministero che parlava di tutela della visione d'assieme dell'area. E quindi noi abbiamo scritto alla soprintendenza facendo presente proprio questo e chiedendo che venga vincolato l'edificio dal punto di vista storico testimoniale, ancorché architettonico. E proprio perché abbiamo ancora un edificio, c'è ancora, possiamo l'utilizzazione potrebbe essere una domanda allo storico. Ha un rapporto l'antica posta con l'arco di via Sarpi? No, non è che abbia un rapporto, fa parte della stessa, come possiamo dire, della stessa... Quello andrebbe recuperato. Sì, in prospettiva sì, e anche quelle poche case che ci sono in parte, no? La facciata, c'è una stampa, voi non avete qua una copia del mio libro, peccato, c'è una stampa del 1820, se vai a vedere, una stampa del 1820, di quando un certo Diodato Bottaccin scrive al Comune di Venezia di aprire un collegamento tra Mestre e Venezia con le sue barche, perché anche per l'ora c'era chi avanzava, come adesso i motoscafisti, compagnia cantante, e il comune gli dice ok, e lui per far vedere dove vuol mettere le robe allega sta stampa, che è una stampa che prende praticamente da via Pepe, per capirsi, da dove ci sono i fabbricati dell'ex Dare, della fornace, e prende tutto lo scorcio così del lato dove c'è anche la posta. Non arriva qua, la posta la vedi proprio in angolo in fondo, però vedi tutto la schiera delle case che c'erano prima, tutte casette basse, e ci sono addirittura anche là 2 archi. Io ho l'impressione, perché mi pare di averlo trovato, che gli archi erano, come potevo dire, dei segnalatori, di specie di semafori. Adesso mi spiego come, perché siccome la zona era molto intasata, era piena di gente che arrivava, l'avevano diviso anche di qua le merci, all'inizio la posta, poi le merci, e di qua invece in volta, cioè chi che arrivava si metteva in coda e dopo scava, i gondolieri, capisci? E questo per roba, pensa alle merci che arrivavano, che a Venezia tutti i generi alimentari di prima necessità arrivavano da Mestre, cioè il grano arrivava con le navi da fuori, ma dai pomodori all'insalata, ai sucche, alle patate, ai angurie, al vin, al fieno, perché a Venezia, alla Giudecca, c'erano delle stalle per cui il fieno partiva da Mestre, Venezia non aveva raccolta di fieno da nessuna parte, la frutta, tutta la frutta,
Cioè le isole che adesso noi diciamo non è che producessero molto come adesso, erano un po', no? Per cui il grosso arrivava da qua. Allora quegli archi secondo me, e l'ho trovato una volta uno che li aveva descritti, se non ricordo né più né dove né quando, erano, come possiamo dire, degli indicatori. Qui c'è tutto il comparto fieno, qui c'è tutto il comparto vino, qui c'è tutto il comparto, capito? Cioè dei luoghi dove si raccoglievano tutta una serie di prodotti, no? Che dopo da lì venivano smerciati, erano intelligenti, non capisci? Vorrei aggiungere una cosa in relazione a questa domanda. Guardando questa ricostruzione si può capire una cosa, che questa zona che era delimitata dalla testata, quindi del canale, è delimitata tra questi edifici e questi, è una quinta sulla quale, una quinta su quello che anticamente era il campiello delle barche, questo era il suo toponimo. Quindi avevamo tutta questa zona, che era una zona commerciale, quella zona commerciale che dialogava commercialmente e anche strutturalmente con Venezia, infrastrutturalmente, e nella quale ovviamente gli edifici si affacciavano. Se voi guardate gli edifici che ci sono di qua in arco sono della stessa epoca. Se voi guardate la fotografia che ho dato, gli angoli dei due porticati sono in linea. Quei pochi che ci sono, che sono rimasti, perché il resto sono seicenteschi. Qualcuno aveva visto la mostra Belzoni a Padova, e Belzoni era nato nell'era portuale di Padova, che aveva esattamente la stessa funzione. Cioè, questo Belzoni sognava, è andato in Egitto, ha scoperto quello che ha scoperto, perché era nato l'equivalente di Piazza Barche, che a Padova hanno naturalmente la stessa funzione. Ma a caso Piazza Barche vorrei aggiungere una cosa: in assenza di Andrea Fusati, che è il nostro esperto di storia postale e con cui abbiamo una tradizione ventennale di corrispondenza, prima che esistesse 25, molto prima, Andrea Fusati è il più grande esperto di storia postale di Mestre. Lui potrà spiegarvi che da Piazza Barche passava tutta la posta che da Venezia andava, non solo nello stato da terra, quindi i possedimenti della Serenissima, Bergamo, Brescia, il Friuli, la patria del Friuli Venezia, ma anche tutta la posta che andava verso il nord Europa. Oggi noi abbiamo, se voi pensate al paradosso, una lettera che parte da Venezia per Venezia e viene trattata dal CMP di Mestre. Scusa, di Padova. Cioè, voi provate a fare l'esperimento, non spedite da Mestre a Venezia o viceversa, o addirittura da Mestre a Mestre, e vedrete sulla busta il timbro CMP Padova. Piazza Barche era il CMP che smistava tutta la posta che non partiva col vapore. Durante anche il periodo dell'impero austro-ungarico non c'era posta che partiva col vapore, ci sono dei bellissimi timbri annullamenti, sono oggetto di collezionismo. Andrea Fusati è un grande collezionista, li ha tutti. Per andare a Genova, chiaramente, o andare a Napoli o andare a Trieste, si usava il mezzo di comunicazione che era la nave, il bastimento, il postale. Esattamente. Ma tutto il resto passava a Piazza Barche e viceversa, cioè la posta in arrivo a Venezia. Arrivava a cavallo e a Piazza Barche non è che arrivate in Tra l'altro barca. la parola posta originariamente è proprio quella dei cavalli. Mestre Mestre ha una tradizione da questo punto di vista che è molto risalente, cioè addirittura in epoca romana si pensa che Mestre fosse un luogo di smistamento dei cavalli, cioè la posta del cavallo è il cavallo che si riposa e viene sostituito per continuare il viaggio. In sostanza il Canal Salso era l'autostrada d'acqua tra Mestre e Venezia. Risale all'uso dei cavalli. Ed era più efficiente, scusate la battuta, ma Andrea Fusati, un grande collezionista, lo sa, potrà mostrarvi esempi di corrispondenza spedita da Venezia, quando non c'era neanche il Ponte della Libertà, Bergamo, Brescia, piuttosto che Padova, e pur essendo era più efficiente delle poste attuali. Ma Piazza Barche era il simbolo di tutto questo. Allora, parlare dell'antica posta, andate a Siracusa a vedere il palazzo della posta, che valore ha con questo simbolico, perché arriva in città, lo vedete subito. Quando arrivate a Ortigia, voi fate il ponte, visto che anche qui l'analogia ci sta, che da Siracusa a Porta Ortigia vedete questo palazzo delle poste che è spettacolare. Demolirlo, onestamente, sembra veramente uno schiaffo alla memoria collettiva di tutti noi. Poi possiamo parlare anche di ritorno economico, se invece lo conserviamo, magari si può creare un percorso in cui si spiegano queste cose al visitatore, che anche essere frettoloso, magari si ferma e si costruisce qualcosa che valorizza Mestre come merita. Perché però scusate una cosa, io non ho sentito testualmente le parole del sindaco, né ho letto, no, infatti parliamo di solo, né ho letto il progetto di Qualia, ma dov'è che è scritto che questa torre comporta la demolizione
della Posta. Lo ha detto il sindaco. No, c'era scritto in un articolo del Gazzettino. Diciamo che non Cioè, era tra l'altro è a firma tua, se non erro, no? No. Non credo proprio. Diciamo che infatti nella lettera al Presidente, non so, Arianna... No, scusami, abbiamo avuto una cortesia. scusami. Mia lo ricorderei. No, scusami, parla di guai alla firma di un altro. Io ricordo Elisa la parola di qua ha scritto rudere, la Giulia. io ricordo la Sono parola creativo. rudere sul giornale a bocca del sindaco Brugnaro. Sì, c'è la lettera. C'è. Questo è l'amor del vero. Noi l'abbiamo letto sul La giornale. parola abbiamo letto sul giornale, abbiamo letto del lì. sindaco Brugnaro. Tra l'altro c'è un intero mondo che si potrebbe sviluppare dal punto di vista architettonico, studiando i diversi livelli delle antiche poste, il posizionamento dei cammini che danno indicazioni. Evidentemente che scrivono quello che viene dichiarato nelle occasioni, mi pare che Quasi questa sempre. cosa è sempre, questa cosa è uscita all'inaugurazione del mercato. Esatto, Sì, Ma voi vi siete confrontati con qualcuno Con il rispetto sindaco, con il proprietario, magari avete avuto occasione di... Il proprietario penso che non sia facilmente raggiungibile. Chi è il Il proprietario? sindaco penso che sia più No, comunque è nostra intenzione, scusate, no, è nostra intenzione chiedere un incontro con la soprintendenza prima di tutto. E no, comunque è nostra È intenzione. evidente che l'iniziativa è un appello anche al sindaco, non è che sia un Fa copia, il sindaco è in cioè, copia. l'iniziativa no, sta anche un appello al sindaco, non è, che nel momento in cui diciamo che cerchiamo collaborazione, stiamo dicendo siamo qui, sindaco, vogliamo confrontarci se ci ritieni interlocutori anche a livello informale, non pretendiamo mica di sederci al tavolo, delle trattative tra privato, cioè assolutamente no, ma se possiamo dare il nostro contributo siamo qua. Non Però, si vuole, ragazzi, si a vuole me chiudere. sfugge veramente un elemento, cioè che voi chiediate il restauro conservativo è chiarissimo, che voi sottolineate il fatto che sia un elemento della memoria, eccetera. È anche strategico. Ok, però il problema è che questa cosa qua, che voi rifiutate di chiamare... No, Eliseo Trevisan, scusami. Che voi Scusa che ti ho interrotto. rifiutate di chiamare rudere è una topaia, se non vogliamo chiamarla rudere è una topaia. Guarda, qui è questione di architettura, è questione di definizione architettonica. Rudere è quando un edificio è crollato ma e ne restano alcune Non parti. indugiamo sulle dichiarazioni, la mia domanda è, cioè abbiamo una topaia in centro a Mestre, ok? Va risanata. Se la vogliamo risanare, recuperare, eccetera, ci vogliono dei soldi. Questo non c'è Si dubbio. vogliamo capire, Marco ha accennato una risposta al patto per Venezia, eccetera, ma volevo capire, voi vorreste chiedere all'amministrazione, al sindaco, all'assessore, eccetera, di inserire questo recupero che auspicate dentro l'accordo di programma che dovrebbe prevedere Ragazzi, la torre? siamo Perché comitati, alcuni non dicono di possiamo sì, entrare. altri dicono Ma guarda, sì. lo possiamo fare in maniera Guarda, è molto semplice. Allora, delle ipotesi possono essere suggerite, ma questo comitato, l'azione di questo comitato, Che è volge neonato. neonato, sì, perché stiamo parlando di 10 giorni fa, ha lo scopo di salvare una cosa della quale si è detto verrà demolita. Allora, per non doverci trovare come con Torre Belfredo, come con Parco Ponci, come con la Torretta, come con altre cose che purtroppo sono nella storia della nostra città, sono state con un blitz demolite e perse per sempre. Allora, in questo caso noi l'edificio ce l'abbiamo e vogliamo conservarlo per non perderlo per sempre. È questo che stiamo facendo. L'obiezione potrebbe essere, ragazzi, servono soldi. Ho capito, se no- ma non, E se ne parlerà in seguito. non potete pretendere da noi le soluzioni che devono prendere altri. L'amministrazione comunale, perché l'amministrazione comunale che proditoria, gestisce nell'interesse pubblico quelli che sono i capitoli di spesa per la riqualificazione di Mestre. Tu stai chiedendo a noi di fare un mestiere che non è il nostro e questa è la domanda Come che avete noi parlato di facciamo collaborazione? all'amministrazione Collaborazione comunale. sul piano Collaborazione significa conoscitivo anche far, delle- Allora, delle provo a risposte. riformulare la domanda. Ah, Posso scrivere che questo cartello di comitati, di associazioni, auspica che eventualmente il recupero che voi sperate possa essere fatto sia inserito in questo accordo di programma? tra le varie ipotesi potrebbe Perché mi pare che sia È una l'occasione. soluzione. ma è una Però, soluzione, scusami, ma non è l'unica probabilmente. Una alla volta, però, Cioè, scusate. non possiamo però dire che è questo che noi auspichiamo, ci sono varie possibilità. Però è Questa evidente lo- che se viene costruita una torre è l'occasione più propizia. Ma non no? possiamo dire al privato che si faccia carico.
è una possibilità, noi auspichiamo che venga restaurata. Domani abbiamo un sovvenzionamento da parte della Regina d'Inghilterra, la sparo. Magari, certo. Io non ho detto al privato, io ho detto all'amministrazione. L'amministrazione ha nel suo potere urbanistico di subordinare la costruzione. Ma certo che ce la deve fare un accordo. Al recupero. Certo che ce l'ha. Questo sto chiedendo. Ma è lì che... Perché sennò diventa come... Ma se voi non lo chiedete, ha ragione il collega. Io prima vi avevo fatto il discorso del beneficio pubblico, abbassa l'audio. Quello sicuramente, Non ma è diverso dal finanziamento, cioè sì, 20 paletti. Sembra che sono io che sto... Cioè, la questione del beneficio pubblico è fondamentale. Cioè, se tu vincoli il beneficio pubblico prodotto dalla nuova volumetria al recupero e al restauro dell'antica posta, È fatta. Basta. Certo, ma è evidente che quello è l'obiettivo. Dopo, come riperiranno i fondi? Scusate, ma è un altro esempio ce ne capitolo. sono, cioè lo stesso Fontego dei tedeschi, non è stato un recupero, o no? Lasciare scappare. Ma una cosa però voglio dire per rispondere anche a te. Se fosse un paese civile sugli immobili abbandonati come questo, che rischiano di diventare topaia, ci sarebbe una tassazione progressiva. Ti dico come funziona a Bruxelles perché è interessante. Il primo anno paghi una penalità per edificio abbandonato, perché non c'è utenza, no? Per edificio abbandonato, dove non c'è neanche l'utenza, gas, luce, acqua e quant'altro. Quella tassa cresce, fino a rendere totalmente antieconomico per il privato il fatto di lasciare l'edificio abbandonato. E funziona, devo dire, perché in questo modo si evitano questi cancri urbani che a volte si aspetta che l'edificio però possa fare quello che si vuole fare, no? Ma se invece non fosse stato l'obbligo per il privato di occuparsene, o almeno evitare che diventi una topaia, anche come realizzata stazione per pensione, purtroppo a Venezia non abbiamo, ma era una delle proposte che avevamo fatto tempo fa, il 25 aprile, tassare gli edifici abbandonati. Sì, no, io volevo porre un interrogativo molto concreto, cioè questo edificio è abbandonato da 30 anni, ce lo dicevamo prima di iniziare la conferenza. E si deve l'occasione di fare una bella figura. Bisogna indicare una via concreta per poterlo recuperare, perché Monica lo sa, anche i padiglioni dell'ex ospedale hanno un valore eccetera eccetera, però gira e rigira sono 10 anni che sono lì. Ma la sensazione è che delle volte faccia anche comodo che restino lì, perché una volta che sono più recuperabili a quel punto lì, e secondo noi è quello che è successo forse anche negli ultimi 30 anni, cioè, aspettiamo che caschi tutto, ma il problema vero è che non c'è stata una presa di coscienza negli anni dagli anni 70 in poi, cioè si è dato assolutamente in limbo. Se ne parla adesso perché qualcuno che ama la città e che magari si interessa più di altri è andato a tirare fuori la documentazione, ha fatto degli studi, ha recuperato dei documenti e ha detto che cacchio, cioè no. Scusa, ho visto che c'è una domanda di volevo intervenire Centro Studi Storici. In effetti quello che stavamo facendo in sostanza va a cercare che finalmente questo edificio possa essere recuperato. È un'occasione, come accennava appunto Speradio, che ci sia questo interesse da parte del privato di costruire qualcosa sul terreno retrostante. È piena l'Italia di edifici costruiti sopra reperti archeologici. Mi ricordo così subito, ad esempio a Oderzo ci sono i resti romani e sopra ci sono edifici moderni, appartamenti e quant'altro. Quindi è possibile che ci sia questa compatibilità tra il recupero dell'antica posta e l'edificio moderno. Quindi al comune dovrebbe essere dato l'incarico, o deve assumersi l'incarico, di sollecitare la proprietà privata di costruire un progetto che inglobi anche l'antica torre, riportandola ovviamente a Gol. Però io credo che sia opportuno, perché è stato accennato, la Piazza Barche non ha soltanto l'antica posta, ma ci sono altre cose vicine che possono ricordare. Abbiamo anche il teatro, i resti, la porta del teatro Balbi, ecco, che è là vicino, che quindi fa parte un po' del contesto generale. Poi abbiamo anche, se più recente, questo del comune, quello che rimane dei magazzini da re, che deve essere recuperato, invece sta accadendo a pezzi. Voglio dire che dovremmo cercare di creare una sensibilizzazione di tutta l'area,
non soltanto dell'antica posta. Sì, ma noi Per oggi siamo ma credo che un passaggio fondamentale anche da parte del comitato sia quello di sollecitare la sovrintendenza ad intervenire proprio su questo contesto generale per salvaguardare quello che rimane dell'antica Piazza Barchi. Senza considerare che chi interverrà e farà questa operazione, secondo me, potrebbe essere veramente, come dire, ricordato per lungo tempo, per cui è una cosa che se qualcuno ci tiene anche a fare qualcosa per la città veramente ha un'occasione anche ghiotta, se vogliamo. Ma dentro se domani mattina, facciamo un'ipotesi di scuola, quella posta viene recuperata come era originariamente, eccetera, la torre viene costruita, non l'ho sentito dire ma l'ho letto, a 10 metri di distanza, eccetera, ma dentro questa antica posta cosa mettiamo? Un ristorante, un luogo di incontro? Nel 2011 si era parlato sia di un luogo di aggregazione della città, che può essere anche la Sparo, così, per convegni, tipo quello che poteva essere Sì, ma scusa Luca, luogo di aggregazione è una roba ipergenetica. Comunque scusate, io volevo... C'è anche l'ex Euroteca, un luogo di aggregazione. Ma aspetta, luogo di aggregazione per me vuol dire che poi lì ci puoi fare anche conferenze, quello che magari poteva essere la scoletta che fanno dei congressi, dei dibattiti, potrebbe essere un negozio. Potrebbe essere un ristorante storico, ma potrebbe essere anche un albergo un resort, qualsiasi cosa. Tant'è che l'idea principale poteva essere... E perché non lanciamo un confronto di idee? Corso di idee. Cioè, non potrebbe essere un'idea, se si fa verrà fuori anche l'idea del museo di storia postale, perché mestre, se ci pensi. Che ci danno ascolto, perché adesso poi ma voi ci chiedete che idee abbiamo sul recupero e noi vi diciamo facciamo un confronto di idee. L'importante è che si recuperi, cioè nel momento in cui viene manifestata la volontà di non abbatterlo, si può fare una bella facciata storica. Diciamo, se tu riesci a preservare quella facciata, so che il fassadismo, no? Riescono a preservare, c'è un esempio bellissimo, una chiesa, perché esiste ancora la chiesa, poi a ridosso alla chiesa è un albergo, non dico che sia il massimo, però almeno la chiesa l'hanno salvata. Adesso io non so quanti siano i metri quadri disponibili, utili all'interno, ma se tu riesci a salvaguardare la facciata, non dico quello che ci sta più, ma la facciata, e le idee possono essere 1000. Io ripeto, un museo di storia postale, provate a immaginare se voi faceste anche un museo a pagamento, io sono convinto che si sosterrebbe economicamente il concetto di spiegare cos'era Piazza Barche nel collegamento con Venezia e con il resto del mondo. Potresti fare 10.000 cose, non ne verrebbe parlato fra di noi, e quindi l'idea del concorso di idee è buona, tu dicevi, no? Proviamo a ragionare su cosa. Le idee probabilmente nel momento in cui venisse manifestata la volontà, la stazione comunale. Ci vuole una volontà di entrambe le parti. La prima cosa è fare come diceva Alvise, vedere se c'è, soprattutto in questa fase elettorale che è propizia anche a ragionare, no? La malatesa, come dire, proviamo a ragionare, visto che è stato trascurato da tutti i casi negli anni precedenti, e nessuno se ne è occupato. Un sindaco che chiede il bis, perché vuole fare il bis, ci dica se è disponibile a entrare in una logica che non sia quella della demolizione, che tutti sono capaci di demolire per fare poi la torre, ma invece un'ottica in cui si preserva un'armonia e si riesce a mantenere una qualche funzione a questo luogo. Una qualche funzione perché va ribadito, non è fine a se stessa, per tutti i motivi che abbiamo detto prima, le quinte, la funzionalità col collegamento acqueo, un'area fruibile. Sarebbe il primo tassello di un progetto ma certo, privato, ma certo, voglio dire, non è che stiamo ha un senso, ha una logica. Scusami Luca, io vorrei ringraziare Gianni Ferruzzi del Centro Studi Storici perché mi ha dato la possibilità. Sì, mi dispiace. Comunque noi abbiamo già sollecitato la soprintendenza di Venezia perché abbiamo già inviato una PEC tramite l'associazione Unico Albero, quindi è stata la prima PEC che abbiamo inviato subito dopo l'articolo apparso sul Gazzettino a firma Elisio Trevisani. E questo per sollecitare nuovamente il vincolo, perché è importante partire dal vincolo. Quindi attendiamo una comunicazione da parte della soprintendenza. La soprintendenza tra l'altro è stata contattata nuovamente da noi tramite
sempre la PEC che abbiamo inviato al Presidente della Repubblica, per conoscenza è stata inviata anche alla sovrintendenza, scusate. Quindi sono ben due i nostri, diciamo. Allora, la sovrintendenza fu coinvolta anche per la famosa storia della Grazie, lo devo darvi. Grazie, grazie. Per la famosa questione della fontana storica. Io di persona raccolsi tutti i documenti di anni di raccolte e li spedii alla sovrintendenza. Ha fatto prima il sindaco Valtorsone, anche in funzione elettorale evidentemente, a farla, che aveva risposto dalla sovrintendenza. Voglio dire, aiutati che c'è t'aiuta, Però perché anche sovrintendenza non pervenuta. no, sicuramente, però voglio dire, non aspettiamo la verità rivelata. Io direi che, signore, scusate, io ho l'esigenza di chiudere perché è già l'1:15. Se non ci sono altre domande, direi che dite. Chi è il proprietario invece? La società? Sappiamo che è il proprietario attuale. No. No, in La realtà posta corrisponde con Rudere era scritto Ferrari, sui giornali, che era non quello ricordo, di era una Ferrari. società comunque. Si parlava, ma non siamo sicuri. Ecco. Tu lo Il guardi. vincolo della sovrintendenza è un vincolo storico. Non c'è No, vincolo. non c'è vincolo. Attualmente non c'è. Quello che chiedete. È un Storico vincolo testimoniale. Storico testimoniale. testimoniale. Avete già chiesto l'appuntamento col comune? Con l'amministrazione? No, ancora no. E quello storico, perché quello architettonico invece c'è Abbiamo già agito in Non c'è, il emergenza. giro di Natale è un presente strike. No, per è evitare che stata succeda completamente qualcosa, dimenticata. il blitz di Capodanno, intanto abbiamo alzato. Però Cose bene, secondo me potrebbe esserci qualche sorpresa, non so. Cioè, non è detto che vi dicano di no. Esistono. Noi ci siamo chiesti come mai non gliel'avete chiesto, perché probabilmente Ma guarda che questa cosa, parliamo di 10 giorni di tempo, Sì, cioè, esatto. poi ci sono anche le guardate feste. che forse per cui- è meglio ribadire che non stiamo facendo una mozione di contrasto, No, no, abbiamo no, fatto un appello. È un appello, esatto. Per evitare l'amministrazione. Non è proprio vero, perché quando Francesco 15 giorni fa mi ha fatto avere la sua prima presa di posizione era apertamente contro il comune. Aia. La prima, aspetta, però qui per il mio comitato che riunisce vari Sì, ma quello è sua. a titolo individuale poi ciascuno di noi Cioè, può avere. siamo in tanti. Mi pare che anche Allora qui c'è di tutto dentro, capisci? Ma il problema è che noi non vogliamo scendere a quelli che perché a noi interessa l'obiettivo, non interessa. Cioè io per primo ho idee diverse da molti di loro, l'ha detto anche lui, cioè, su alcuni concetti. Ci rispettiamo, abbiamo una battaglia comune, sulla quale crediamo di spenderci, del tutto gratuitamente e senza obiettivi È secondari. proprio nella logica dello spirito costruttivo che ha voluto insistere sull'appello per l'accordo del programma. Certo, Perché il comune lo può È una fare. possibilità. Si tratta di capire, ma questa è un'altra È una possibilità è un'altra concreta. partita che non esaminiamo in questa sede, se al privato, attuale proprietario, imporre di tenere la posta così Potrebbe essere. rende l'investimento Potrebbe inopportuno e quindi salta il banco. È evidente che lì se tu fai qualcosa di pregio e lo dai alle persone giuste in una piazza dove passano. Poi bloccato dal fatto che litigavano tra di loro. Prevedeva che abbattendo l'edificio della Rudere Ferrari, antica posta, Basta questo rudere. va bene. Tanto paghi. L'abbiamo chiamato così per 20 anni, si ricreava, cioè il palazzo, quello che guarda Coin, se tu vedi, gli manca un pezzo. Loro collegano, no? Allora, idealmente va ricostruito quel pezzo da un punto di vista Però pensare a Roma, al Campidoglio, sono anche d'accordo, i fiori ma manco palazzi tocco, costruiti anche cioè, sulle rovine romane. e c'è proprio Rudere. Il restauro conservativo contempla questo, che un po' fai e un po' aggiungi. Non è l'antica posta. Non è che Però ci mettiamo nulla a fare. vieta che tu recuperi la base e dopo Esatto. sopra Sì, metti una torre vetrata. Può essere. Ma loro non dicono questo, dicono a 10 metri. Sì, a 10 Vabbè, forse lì ci siamo spinti. Dipende, Tu puoi l'obiettivo è concepire quello. una struttura in cui Allora, guardate, lì No, c'è un'agevolazione in merito. Il progetto lo fanno loro. No, esatto. Anche ci comincia a parlare, pensando dei paletti. Benissimo. Poi, appunto, Allora così, Scusate perché se parlano tutti insieme chi è che stava... Allora, guardate, da questo punto di vista si chiede, così come peraltro aveva fatto l'assessore Micelli quando era intervenuto in consiglio sul progetto iniziale, di staccare l'edificio alla nuova costruzione
dall'antica posta. Allora, è vero che la legge prevede distanza tra edifici di 10 metri perché lo prevede un decreto ministeriale. È anche vero però che quello sarebbe un intervento puntuale dal punto di vista urbanistico, cioè un piano di recupero. All'interno di un piano di recupero si discute sul piano di recupero, sul progetto, quindi queste distanze possono anche essere derogate. Quello che si chiede non sono 10 metri, è un rispetto dall'edificio, uno stacco. Scusate, Quindi, io insomma, ieri ho sentito qua e mi ha detto che tutto dipende dalla proprietà. Ah, come sempre. Che tutto è fattibile. Chiaro, come sempre. La distanza È di 10 logico, metri. è logico. certo, dobbiamo chiedere un incontro. La proprietà con potrebbe certo essere che ricordata nella storia di Mestre per aver fatto qualcosa. Esatto. Cioè voglio dire, credo che sia appetibile. E la proprietà è fatta Oltretutto, da molte persone. Sappiamo che la proprietà. Esatto. Tu, No, ce l'hanno chiesto, no. È una Che società, sono praticamente tutti i condomini del Parlamento. Tramite il comune si può chiedere un incontro con la proprietà. Tramite il comune possiamo. comunque nella sua, Sì, nella ma sua anche responsabilità. l'idea è, cioè voglio dire, l'idea è assolutamente interessante. Poi che questo progetto si realizzi, pensare. siccome anche 10 anni fa ci avevano provato col discorso che nasceva Piazzale Cialdini, interscambio del tram, ti ricordi la famosa stazione del tram coperta dall'erba? Quello era il progetto collegato a questo intervento qua. quello aveva fatto il padre Perché non è stato fatto? Perché siccome dentro la società ci sono praticamente 3/4 di quelli che sono proprietari degli appartamenti del palazzo a cui va dato un pezzo, non si mettono d'accordo. E quindi chi mi dice che non si rimetteranno, cioè non si sono messi ma per d'accordo noi è una volta, importante si mettono perché d'accordo anche non avessimo saputo che facevano sta cosa costruzione, importante, per il vecchio noi proprietario è di l'antica quell'immobile. posta l'obiettivo, dopo il vecchio proprietario di quell'immobile che è Ferrari, svolto, credo che il fatto stesso che non sappiamo chi siano i soci di questo caso, perché è una battaglia contro qualcuno. A noi interessa che il Sappiamo chi sono comune. i soci, scusate. No, non lo sappiamo. Quindi, forse ci sono dei giornalisti. Quindi noi a battaglia contro. Però se l'assessore De Martini. se qualcuno di voi mi dà la meglio, Allora, questa è una anche il appuntamento. file. Sì, Ne parlo, esatto. lo dico loro, non lo sento neanch'io. Credo che le cose si potrebbero risolvere.